I tentacoli della malavita hanno provato ad avvinghiare le mura della nuova pediatria, ma sono stati estirpati in tempo. Il prefetto di Padova ha emesso una misura interdittiva antimafia nei confronti di una ditta edile i cui titolari hanno legami stretti di parentela con il clan Grande Aracri di Cutro, una delle più potenti cosche dell''ndrangheta, che già negli scorsi anni aveva tentato di infiltrarsi nell'economia del nostro territorio. La ditta in questione aveva in subappalto i lavori in cemento armato del cantiere per la realizzazione del nuovo polo di salute della mamma e del bambino, lavori per circa 490.000 euro finanziati da fondi del PNRR. Abbiamo individuato un'impresa che era impegnata nei lavori di riqualificazione della nuova pediatria ed è un risultato importante sotto il profilo della prevenzione. L'appalto dei lavori della pediatria è stato affidato all'impresa Setten Genesio di Oderzo, scelta dopo una gara e verificata dall'ANAC. Alcuni lavori sono stati poi subappaltati e i nomi delle aziende, come avviene nei grandi lavori pubblici, comunicati alla prefettura. La ditta calabrese interdetta aveva iniziato a lavorare nel novembre del 2022 e subito erano scattate le verifiche del tavolo permanente della legalità istituito insieme alle forze dell'ordine. Padova è appetibile perché indubbiamente è una città ricca, una città che produce ricchezza e le mafie aggrediscono le ricchezze. Quindi l'attenzione è massima, bisogna lavorare assieme, bisogna far capire la pericolosità delle organizzazioni mafiose che vanno a mangiare ricchezza producendo ricchezza puzzolente. La misura interdittiva impedisce all'impresa di avere rapporti con la pubblica amministrazione e di poter beneficiare di fondi pubblici. Questo provvedimento è la triste conferma che Padova è una città molto appetibile per le infiltrazioni mafiose. Nei prossimi anni ci sono in programma grandi opere, 2 linee del tram, la nuova questura e l'ospedale di Padova Est, per citarne solo alcune. Abbiamo calcolato tra provincia, comune, università, qualcosa come 1 miliardo. Per cui dobbiamo fare attenzione. Io ho ringraziato il prefetto, forze dell'ordine, perché è vitale che siano controllati. Noi facciamo tutti i controlli possibili, ma è chiaro che l'attività di controllo vera e reale passa attraverso la prefettura.